Buon pomeriggio a tutti, soprattutto al Consorzio Monviso Solidale che è in studio con noi quest'oggi, che viene da Fossano, Saluzzo e Savigliano. Tanti saluti e benvenuti, Consorzio Monviso Solidale. E abbiamo anche, scusate, ma io devo andare assolutamente a dare un bacio alla signora Armenio, che qui col marito 65 anni di matrimonio. Pensate che meraviglia, complimenti, stia comodo, mi raccomando anche a lei, tanti complimenti veramente. Bellissima coppia, fate una bellissima coppia tra l'altro. Oggi abbiamo una bella puntata, ritorneranno tanti ricordi, perché infatti, come sapete, dedichiamo la puntata di oggi al Festival di Sanremo degli anni 53 e 54. Quindi abbiamo un sacco di belle canzoni. La regina è già pronta, è arrivata, perché lei lì aveva spopolato. E poi comunque percorreremo tanto, vedrete, avremo anche Delfina Fasano, insomma facciamo una bella carrellata e voi dovete votare le canzoni. Mi raccomando, soltanto dalle 4 alle 6 del pomeriggio, quindi il numero di telefono è 0369 80 35, però cominciate dalle 4 alle 6 perché così almeno abbiamo sicuramente una votazione equa per tutte le canzoni e vediamo ora di stasera quali saranno le altre 5 che entrano per eleggere la più bella, veramente la super regina della storia di 50 anni del Festival di Sanremo. E adesso una super bionda in arrivo, eccola qua, con quanti milioncini? Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Mi sono ripresa oggi, Ah sì, sì, dopo quello scherzetto. Quale del scherzetto? coccodrillo. Ma era carino, ma senti, ma una cosa, Sì, ma era carino, non te l'ho chiesto ieri, ma era pesante sto coccodrillo? No, non pesava molto, No. sentivo il suo calore però. Sentivi il calore, sentivi il battito del... Sì, era ma giura, solo- davvero, sì. questa cosa? E poi a un certo punto ho osato guardare la sua bocca, poi ho chiuso gli occhi. Perché hai visto tutti quei dentini Perché storti? dei dentoni così, altro che dentini, Ma mi ha detto Paolia. che... Pecar, come aveva- quelli di Pecar, i dentoni. Non è vero, e vero, poi cattivo. di là da questo devo dirti che avevamo parlato con appunto l'ipnotizzatore e lui aveva detto così che Era tranquillo. era abbastanza tranquillo, che di tanto in tanto dava solo qualche morsino, ma non una cosa Ma profonda. come? Io mi sono fidata di te, di lui e di tutti quanti qui, adesso tu mi No, dici ma ha che detto forse che poteva dare forse qualche morsino, ma dice una cosa leggera che con 4-5 punti si metteva subito a posto. Allora, È vabbè, per questo ti ho chiesto se c'era un'assicurazione. sto scherzando. Era una cosa che sapevamo che aveva veramente ipnotizzato. Pensa che è una cosa che fa il circo americano tutte le volte questa, riesce a ipnotizzarlo, vive, adesso ve la racconto perché Masti, l'avete visto, no? No, anzi Manzi si chiama, Manzi, è carino. Quando il coccodrillo, io non ho mai visto da vicino, non ci ho mai avuto a che fare fino a ieri proprio così, neanche come io. con te, no? A diretto contatto. Pensate che l'ho chiamato, vi ricordate che aveva gli occhi a mo' di periscopio qui sopra, no? Li aveva così. Allora io ho detto, Manzi, lui si è girato, ha fatto clou, e mi ha guardato con gli occhi così, ho detto, qui bisogna vedere che cosa succede. È vero. Ed era molto simpatico. Vive da 26 anni con l'ipnotista, da 26 anni. Quindi Infatti lo lui se lo conosce sbacciucchia di tanto in Sì, tanto. infatti ho visto a mo' che di si dava cucciolotto. bacini, no, io il bacino no. Non sei arrivata tanto. Angela, Sì. la prossima volta stiamo organizzando la gabbia con le tigri. Te la senti di entrare dentro? No, io penso che mi verrà un po' di febbre in quei quindi non giorni entrerà. e quindi non ci sarò. Ma abbiamo pensato che entrerai tu, Pampuria, che sei... Non vedo l'ora. Esatto, ci Ecco. crediamo subito. Intanto crediamo che abbiamo comunque 57 milioni nel calderone, più in particolare 58 milioni. un naso. Mamma Vediamo mia. un po'. Pronto? Vediamo chi c'è al Pronto? telefono. Pronto? Pronto? Buongiorno signora. Sono Raffaella, siamo da Gravina, provincia di Bari. Benissimo, allora Raffaella mi raccomando, forza, ha un'idea più o meno del naso? È convinta? Più o meno. Più o meno. Una canzone. Allora, Ho associato una canzone. da una canzone. Allora, Ma vediamo un po' allora. Cominciamo a vedere, i capelli sono di? Ugo Pagliai. Sì. La bocca? Di Maurizio Mosca. Benissimo. Gli occhi? Francesco Nuti. Bene. Ovale? Piti Masti. Bene. Allora, 58 milioni, il naso è di? Potrei fare una domanda? Come no, ma non so... È no- collegato a qualche canzone, la canzone Andovai? Non posso parlare, sento che la stanno cantando, ma non posso rispondere, davvero. Non posso rispondere. Allora, Non posso, sì. allora Alberto Sordi. No, non è lui, mi dispiace. Grazie comunque di aver giocato. Buongiorno. Arrivederci. Vediamo, prossima domanda. Certo che non è facile, perché ormai abbiamo girato e pensate che è un personaggio, ripeto, molto visto,
mi assumo la responsabilità di quello che dico. Allora, pronto, vediamo Pronto? cosa... Buongiorno. Buongiorno. Che bella voce squillante, arriva Da Reggio Calabria. da Reggio Calabria. Lei si chiama? Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe, mi raccomando, cerchiamo di farcela. Sì, stavolta sì. Stavolta ce la facciamo? Ma bene, sono contento allora. Vediamo. Sei così sicuro. Dai, via subito i particolari noti così andiamo al naso. Capelli uguagliai. Sì. Occhi Franco Muti. Sì. Bocca Maurizio Mosca. Sì. Ovale Enrique Martini. Sì. E il naso sotto quegli occhiali è Gino Paoli. No, che Mannaggia, peccato. come non Gino Paoli? Che Sono peccato. sicuro. No, non è Gino, stavo cercando di vedere se riesco a riconoscere Paoli con quel naso, ma non mi viene. Come mai era convinto di Gino Paoli? Così Perché c'ha un naso lungo pure noi. un naso lungo, E poi un cantante terra, uno che non è mai stato imitato. No, non era lui. Però bravo, è riuscito a mettere insieme qualcosa. Ma senta, ritenti ancora di giocare perché sa che si può giocare fino a che non si vince, d'accordo? Grazie. Auguroni, grazie mille. Arrivederci, andiamo avanti. Vediamo se riusciamo ancora. Una telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buon pomeriggio. Da dove chiama? Dalla provincia di Taranto. Di Taranto. E si chiama? Addolorata. Addolorata. Allora, mi raccomando, lei l'idea del naso ce l'ha? Precisa? No, bisogna metterlo di profilo. Bisogna metterlo di profilo per capire bene, ha ragione, sa Addolorata. Sarebbe Che il bella caso, coppia, quei sarebbe due il lì. caso di farlo. Allora, andiamo avanti e vediamo subito i particolari noti. Forza, andiamo con i particolari noti. Allora, Ugo Pagliai capelli, Sì, gli occhi Francesco Nuti, Sì. la bocca Maurizio Mosca, Sì. il mento Ricky Martin. bene. E il naso non lo so. No, dai, butti un nome, non può non saperlo. Non lo so. No, cioè, un nome l'avrai in mente, un qualche cosa. No, io dico Davide Riondino così. Riondino, no, non è Riondino, infatti. Mi Comunque dispiace. do il mio voto di preferenza nella Pizzi, visto che siamo in fila. La regina, come no, certo. Grazie Ma mille. visto che sei ripresa in classifica, Ciao, un bacione Nilla si è ripresa al primo, il terzo, il quarto, il quinto poi, e ne ha fatto Nilla? una mazziata di cose. Nilla, posso dire una cosa? Sì. Nilla, posso dirti una cosa? Da bambino ho sempre sentito Papaveri e Papere ed ho sempre pensato che lei un giorno me la cantasse per me e quel giorno io penso che sia qui, è arrivato, insomma. Avete un bambino appena nato? Da quando sono nata, ho detto. Ah, da quando è nata Ecco. sogna che tu canti Papavere e Papere solo per lei. Sì. Sa che facciamo? Un pezzettino glielo facciamo cantare di Papaveri e Papere. Nilla, vieni qui, va. È il sogno di una vita. C'è il microfono che ti presta, Ale. Proviamo. Tanto mentre si accorda con il maestro per poter fare questa cosa, allora, Addolorata, lei posso chiederle quanti anni ha? 43. 43 anni. Quindi lei sognava fin da bambina di Sì, è sentire vero. cantare solo per lei. Allora, bello. Nilla, fai la dedica ad Addolorata. Ad Addolorata, con tutto il mio cuore, questa piccola parentesi di canzone, perché non la cantiamo tutta, però è per lei. Sì, un bacione. Bene. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina. Che cosa ci vuoi far? Che cosa ci vuoi far? Che cosa ci vuoi far? La sua Papaveri e Papere. Grazie Nilla. Brava Nilla. Veramente brava, è È vero? come una regina, brava. Contenta, Addolorata? Grazie, Ha visto? grazie. Ho vinto di più Hai dei vinto 57 qualcosa- milioni. No, sicuramente. però insomma è una buona consolazione. Grazie di aver Grazie, giocato. arrivederci. Sono molto contento. Arrivederci, che Noi ci bello, vediamo siamo tra un po' dopo. allora. Anzi, adesso andiamo. Quest'oggi andiamo a vedere le canzoni del Festival di Sanremo del 53 e del 1954. Le canteremo, le vedremo, voi le voterete. Intanto vogliamo vedere, noi abbiamo
una piccola, che posso dire, una piccola cosa che riguarda il Festival di Sanremo del 1953. Cerchiamo di rievocarla un po', quello che era successo in quel 1953 a Sanremo, poi ce lo faremo anche raccontare. Bene, e così abbiamo visto com'erano le prove, come si svolgeva questo Sanremo del 1953. Allora, intanto guardiamoci le canzoni che c'erano nel 53, vediamo un pochino. Acque amare, Buonasera, Campanaro, Canto della solitudine, Domandatelo. Poi andiamo avanti, Il passerotto, Innamorami, La mamma che piange di più, La pianola stonata, L'altra. Dovete votare voi da casa, mi raccomando, e poi, appena sentite, Lasciami cantare una canzone, No Pierrot, Papà Pacifico, Povero amico mio, Qualcuno cammina. Poi vediamo, c'erano Sussurrando buonanotte, Tamburino del reggimento, Vecchia villa comunale, Vecchio scarpone, Viale d'autunno. Bene, queste erano le canzoni del Festival del 1953. E adesso andiamo a prendere una canzone che Panzeri trasse proprio dalla sua vita privata. Parliamo di una canzone che si chiamava Aveva un bavero. La ricordate Aveva un bavero? Anche perché abbiamo qui, sapete chi? Delfina Fasano. Vieni un po' qui, Delfina. Grazie. Eccola qua, Delfina. Ben arrivata. Sono molto contento che tu sia qui. Ma questa canzone è stata veramente per voi un cavallo di battaglia, Sì, poi, è no? stata, infatti il giorno dopo che era uscita questa canzone, Eh. la stampa è venuta fuori in prima pagina dicendo gli operai della Fiat vanno alla Fiat cantando Aveva un bavero. Quindi Ed è stata, ma mi ricordo che anche a me aveva colpito molto, perché era curiosissima, pur essendo una canzone facilotta, eccetera, però aveva... per quello Ma che l'avete scelta voi o come al solito ve l'avevano data e dovevate cantarla insieme alle altre? No, noi l'abbiamo cantata, ma assieme a... Beh, ne Oh, avevate, beh, ne sì, avevate abbiamo diverse fatto- quell'anno Noi praticamente. al primo festival mi pare ne ha fatte 12 o 13. Addirittura, una cosa di questo non capivamo genere. più niente. E poi negli altri festival... Ma ve l'avevano chiesta però di cantarla, cioè non l'avete scelta voi, naturalmente non ci piacerebbe tanto fare quella scegliere, canzone. Scegliere, no, semmai se ci piacevano ce lo toglievano. Come sempre. Sì. Quindi vedo Ma che quando non è mai? cambiato niente, perché Nilla dice anche tu fai così, imponi a noi cantanti di Certo. cantare le canzoni. E allora sei abituata, Nilla. Appunto, è Siamo giusto, dalla vita. ma è giusto. Ma uno di questi giorni do io qualche Senti, volterella in te. Delfina, volevo dirti questa cosa. E tra l'altro, voi quando... Che atmosfera c'era quando siete saliti i primi anni del festival? L'atmosfera Primo. che trovate? Pensa che noi poi abbiamo avuto il caso, Eh. abbiamo fatto la prima canzone del primo festival di Sanremo. Già perché era Sorrentinella, sì. Sorrentinella di... Non mi ricordo poi più neanche io scritto di Grazia questo dei Fiori, lo Sì. stesso autore. Conci, no, Di Grazia dei Seracini. Fiori, Panzeri, Seracini che era, sì. Seracini. Quindi avevamo una paura nera proprio, guarda, da morire di paura Sì. per entrare, Per entrare in così. scena, che noi non sapevamo poi che questo festival sarebbe poi stato così importante, perché è venuto nel frattempo, è venuto importante. Certo, perché all'inizio E il neanche me lo primo, immaginavo, diciamo, perché siamo andati qua che noi eravamo abituati a fare le nostre trasmissioni dalla RAI. eravate molto bene. È vero che vi davano soltanto 3.000 lire al giorno? A noi 5.000. 5.000 perché eravate delle vedette, all'anima, eravate ricche. Grazie Delfina, parliamo dopo, andiamo avanti, adesso ci ascoltiamo e voi vi ripeto dalle 4 alle 6 potete votare allo 0369 8035, dare le vostre preferenze perché abbiamo, ripeto, la classifica da fare e sarete voi a scegliere la canzone regina. Ora ascoltiamo da Alessandra, ripeto, Aveva un bavero che nasce in casa di Panzeri, per terminare il discorso, aveva una fotografia lui e suo nonno raccontava sempre che proprio alla fine del secolo scorso e anche agli inizi di questo secolo, fino agli anni 20 praticamente, capitava molto spesso che i soldatini o le persone che non avessero molti soldi facessero dei lunghi tragitti il sabato e la domenica per trovare la ragazza da Lodi fino a Milano, che è una roba incredibile, nemmeno ce la si può immaginare, sono proprio chilometri e chilometri. Andavano, stavano insieme e tornavano indietro. Il nonno lo raccontava sempre a Panzeri, aveva una foto sul comodino dove aveva una marsina e un bavero. E allora quando lui ha pensato alla canzone ha ripensato alla storia di suo nonno e a questa fotografia che vedeva sempre ed esplose questa canzone incredibile. Ora ripeto, Alessandra aveva un bavero. Nelle sere fredde e scure presso il fuoco del camino
mise in musica così. Aveva un bavero color zafferano e la marsina color ciclamino, veniva a piedi da Lodi a Milano per incontrare la bella Gigo-Gi. Passeggiando per la via le cantava mio dolce amor, Gigo-Gi, speranza mia, coi tuoi baci mi rubi il cuore. Ma con altri del paese in Piemonte fu mandato, e per esserle vicino col suo cuore innamorato, sopra l'acqua di una roggia che passava per Milano, perché lei lo raccogliesse ogni dì posava un fiore. Lei con ansia lo aspettava sospirando attorno a noi, e bagnandolo di pianto lo stringeva forte al cuore. Aveva un bavero color zafferano e la marsina color ciclamino, veniva a piedi da Lodi a Milano per incontrare la bella Gigo-Gi. Passeggiando per la via le cantava mio dolce amor, Gigo-Gi, speranza mia, coi tuoi baci mi rubi il cuore. Lui saputo che il ritorno finalmente era vicino, sopra l'acqua un fior d'arancio deponeva un bel mattino. Lei vedendo, indovinando la ragione di quel fiore, per raccoglierlo si spinse tanto che cascò sopra l'acqua con quel fiore, verso il mare se ne andò, e anche lui per il dolore dal Piemonte non tornò. Aveva un bavero color zafferano e la marsina color ciclamino, veniva a piedi da Lodi a Milano per incontrare la bella Gigo-Gi. Lei lo attese in una via fra le stelle stringendo un fiore, e in un sogno di poesia si trovarono uniti ancora. Alessandra, grazie al balletto di Piero, veramente molti complimenti. Aveva un bavero. Vi ho visto che cantavate, vi ho visto che cantavate questa canzone, ed è veramente, che bei ricordi arrivano sull'onda, Poi aveva un bavero, ripeto, chissà perché, una di quelle che è rimasta di più nella memoria proprio di tu, c'erano tante altre belle, però quella si è proprio staccata. Questa è proprio arrivata. L'hai cantata anche tu, l'hai incisa? Ma voi che non l'abbia incisa, voi Ti che non l'abbia pareva, cantata. ti pareva che la Pizzi non l'avesse fatto. Angela, vieni qua, allora, vediamo subito gioco playback muto. Quanto abbiamo? 12 milioni, anche questo 12 sta salendo. milioni. 12 milioni per un playback, Con ma già- chi ci vuole? Ma in fondo... Infatti, non è... No, cioè, buongiorno. Buongiorno. Tocca a me? Sì, signora, dove chiama? Chiamo da provincia di Pistoia, sono Annina. Annina. Però Allora, ascolta, ho giocato già un'altra volta, ho la televisione che mi fa le righe, questo non ci riesco. Io voglio giocare per il naso, perché ne fate altre? Un'altra quel naso. non posso farlo perché Ascolti, io ho va... il televisore che mi fa le righe. Signora- Ci ho giocato 3 volte, una volta non mi hanno chiamato perché Ma non mi tocca mai, sono fortunata. Signora, si calmi, adesso le spiego tutto, le vado tutto tranquillamente. Allora, lei deve sapere che voi cosa fate? Vi prenotate dalle 11 a mezzogiorno. Sì, sì. Il nostro numero di telefono per il gioco è quello che fa 0369 80 31 91, giusto? sì, Ecco, allora, poi il notaio estrae ovviamente le vostre Questo sì, telefonate. lo sappiamo, Esatto. però- Vengono allora, non sempre venite chiamati, perché magari può succedere già che... qualche volta mi tocca la quarta.
vada volte mi tocca fuori. la quarta. È così, è destino lì, il calcio sul gioco. Ma ne Comunque, fate altre, io ho il televisore che mi fa le righe in cervello, se mi passate alle... non dopo le posso, rifate, scommetto. signora, non posso fare niente. Dopo se le rifate, allora No, perché non mi passate? Non glielo so dire, Allora onestamente. perché non mi chiamano qua quando le rifate? Signora, io non posso, mi scusi tanto, guardi, mi scusi le regole. anche voi altri, ma a volte ascolti, ho il televisore lontano, gliel'ho detto anche tempo fa. Signora, mi lasci parlare. Sì, Stia pazienza. gentile. Mi dispiace, mi tocca riprovare, ma si mattisce. Dai, si riprovi, visto, è fortunatissima, si è già fatto un sacco di volte la Lo so, telefonata. ma perché ci sto sopra, ma perché volevo giocare con questo gioco. Esatto. Mi fa le righe. Signora, come mi glielo metto deve dentro dire? le labbra. Glielo stiamo dicendo in tutte le maniere. Noi siamo educati, però ci abbiamo... cerchi di capire, tempo c'è la corre. scaletta. Non ne vedo io, perché mi fa le righe il televisore. Ho capito, converrà farlo aggiustare. Ma sa cosa le dico, signora? Gliele farà anche sul naso le righe, perché secondo me neanche no, quello ma il riesce. naso io qui l'ho scritto. Ah, l'ha ormai scritto? Lei, ormai me l'ho scritto. lei è convinta di sapere di chi ha il naso? Sì, io sono convinta. Facciamo una cosa. Mi No, dica. perché io gioco cosa, se l'annulla lo gioco, io sicché non lo voglio dire, eh? No, non me lo dice, non glielo chiedo. No, assolutamente. Mi dica soltanto il settore dove va a parare. Il settore? Non lo posso dire perché lo indovinerebbero, io lo so. Sì, cioè, Dopo gli dico, se una va volta bene. vinco gli dico dove l'ho trovato. D'accordo, questo va naso. bene, va bene. Arrivederla, Ti auguri riproverò, signora. se mi fate le lacrime, però sul naso oggi le potevi passare, Non posso signora, è un Grazie, regolamento. grazie, scusi. Arrivederci, Ci buongiorno. riproverò, grazie. Brava, auguri. Veramente, sì, simpatico, è esuberante. Allora, vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto? E lo so perché uno quando è convinto di avere una cosa, magari dice ci sono 58 milioni, quello è. Però qui sono 12 milioni, non è che sono 200 lire, insomma. Allora, pronto? Vediamo chi c'è al telefono. Lo Se c'è una stipendio di un giorno della Melillo. certo, magari. fatemi segno se arriva la telefonata c'è. Allora signora, buongiorno. La sento benissimo. Taci perché sennò non risponde la signora. Signora? Pronto, tocca a me? Buongiorno, si tocca a lei. Buongiorno. Da dove chiama? Da Santa Maria Capovetere Maria. Ho capito. La seconda volta che telefono. Anche non ho lei. vinto. All'anima, ma sai che ci sono telefonate di persone che non riescono in anni a telefonare, voi lo so, ce lo la so. fate? Sì, sono stata fortunata, lo so. Molto contento. Senta, allora signora, di qui abbiamo trovato già 4 parole. La prima Sì, lo so, ma e le ultime non mi riesce. 4. provi, Provi un po', ve la guardiamo insieme un attimo. Sì. Se trova una parola, se la tenga a memoria che la diciamo. Vai pure, vediamo un po'. La prima la conosciamo, vai. Mentre, Il cuore? No. aspetti, il Sì. cuore c'è. Sì. Ma scusi. Eccolo qua, era qua. Sì. Allora, cosa dico? Le parole che conosciamo già sono mentre, poi Il cuore? no, abbiamo trovato di più del cuore, signora. Sì. Ne abbiamo trovate altre 2. No, non lo so. Non riesce a parlare. Grazie mille. No. Per il naso. Arrivederla. Peccato, Grazie mille, mi arrivederci. dispiace. Complimenti, andiamo avanti, vediamo un'altra cosa. Eppure questo, guardate, che poi quando vi accorgerete è così piano una volta che trovate il filone. Allora, pronto? Sentiamo chi è al telefono. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Da dove chiama? Dalla provincia di Roma. Dalla provincia di Roma, si chiama? Maria Letizia. Allora, Maria Letizia, mi raccomando, 12 milioni sul piatto. Sì. Cerchiamo di trovare delle parole. È molto difficile, Paolo. È difficilotto, l'ho visto anch'io. Infatti non ho trovato. Però ce la si può fare, perché si vedono bene le parole. Io che le ho lette e sto guardando, ovviamente sono facilitato, però riesco a vederle tutte. Cioè, sono tutte, le pronuncia tutte chiare lui, non le camuffa. Allora, vogliamo vedere, provare un pochino? Sì, proviamo. Allora, vai pure avanti. Va bene, allora, cominciamo. No, Paolo, per la prima mentre. Mentre, poi Però dopo non... le ultime neanche quelle che abbiamo già trovato. Sì, il mio cuore. Non è il mio cuore, sono di più quelle che abbiamo trovato. No, bisogna fare più attenzione, allora si riesce magari ad arrivare. Grazie di aver giocato bene, comunque. grazie, Arrivederci. Così il montepremi sale ancora di più. Sale anche domani a 14 milioni. 14 milioni, mica male. Delfina, vieni qui, perché voglio ancora te, scusa. Parliamo con Delfina Fasano ancora un attimo. Ti ringrazio.
Perché sai perché? Perché adesso arriviamo a vedere un filmato che ti riguarda molto da vicino. Ci sei tu e Dina, sì, siete insieme. Senti, ma è vero che i vostri nomi sono Secondina e Terzina? No. Era una bugia questa, perché Sì, girava questa sì, cosa qui, ma che eravate... avevo E io ho detto, sbagliato ma tante cose su di noi. proprio hanno detto delle cose allucinanti. Qui lo chiariamo una volta per Io mi tutte. chiamo Delfina e i bisnonni, no? Cioè bisnonne, nonne, cugine, eccetera. Il nome Delfina si trasmette Sì. da sempre. E poi invece... Dina viene da Secondina, che anche lì c'era il nome di mia nonna, che era Secondina, però Dina non ha mai voluto farsi chiamare Secondina. Sì, perché preferiva un nome più moderno. Più corto, insomma. più moderno, poi Secondina avevo proprio brutto, insomma, diciamo. Però era Dina e Delfina. Senti, il mio è rimasto la leggenda dice, ed è questo che vorrei che tu chiarissi, la leggenda dice che a un certo punto il maestro Prato aveva chiesto a Norma Bruni di formare un terzetto tipo il trio Lescano e dice devi cercare due compagne che possano cantare con te e fare questa cosa. E Norma Bruni, che aveva questa bella voce profonda eccetera, vi ha preso, cioè vi ha contattato eccetera. Qual è la realtà invece della storia? C'è questa. Mia madre aveva un negozio, una libreria in via Po, Sì, proprio a angolo Torino. a Torino, proprio angolo via San Massimo, vicinissimo alla RAI. Noi andavamo su e giù andando a scuola, andando a casa, eccetera, passavamo sempre via Po. E ci ha viste. Sì, Noi avevamo 15 anni. sì. Ci ha viste, avevamo ancora le treccine. eravamo Norma così. questo? Eh? Norma Bruni No, questo. ci ha visto il Maestro Prato in persona? Ci ha visto il maestro Prato. Non ci ha interpellate. Noi eravamo proprio, come dico, Proprio piccole ancora. piccole, proprio piccole. Poi a 15 Non anni una avevamo- volta erano come i 12, i 10 di adesso. 10 da adesso, forse neanche. Guarda che bella quella fotografia lì. Sì, siete voi due. Sì. Esatto. E ci ha fermate, no, la Bruni ci ha fermate dicendoci al maestro Prato che vorrebbe sapere se voi cantate qualcosa. Non avete mai cantato, insomma, comunque ha detto al mio Ma padre. e neanche mia la madre. passione avevate di cantare No, qui. avevamo una passione enorme e a noi piacevano molto le Lescane. Sì. E infatti una canzone che abbiamo poi cantato, Sì. niente, l'unica che abbiamo cantato perché era l'unica che sapevamo bene, era una canzone del trio Lescano che era Pippo non lo sa. Ma Sì. Pippo non lo sa, la canzone ha una linea melodica, Sì. invece il trio Lescano ne faceva un'altra, che era E Pippo Pippo non lo sa. Faceva tutto il concerto, Ecco, non una- so se ti ricordi. Noi ricordavamo questo. Sì. Quando il Prato ci ha chiesto di cantare una canzone, noi abbiamo cantato questo, all'unisono, chiaramente. Esatto, perché non in avevate duo, ancora ecco. l'esperienza per Non poter fare sapevamo, due certo. voci, eccetera. Però abbiamo cantato questo. E lui è rimasto strabiliato, perché a noi non era rimasta in mente la canzone normale, a noi era rimasta tutte e due. La variazione del trio la Lescano. variazione del trio Lescano. Allora ci ha fatto subito, niente, ha fatto arrivare il direttore della radio, il maestro Petralia, il maestro... Ma giura, Martizzo. quindi chissà per voi Te lo deve essere giuro. stato Per noi vedere ci siamo arrivare messi a allora. piangere come due matti. Ma giura! Sì. A piangere addirittura. A piangere, L'emozione a era tale che... Sì, non l'emozione, la paura. La paura che ci prendessero in giro, la paura di... Noi siamo sempre state due timidissime. E neanche il nostro lavoro non ci ha fatto perdere questa timidezza. D'altra parte, come quasi tutti i gemelli, siamo dei timidi. Dei I gemelli timidi. sono molto timidi, perché vivono fra di loro, non Sì. hanno un contatto esterno. E quindi, così timide, abbiamo visto tutta sta gente, ci siamo messi a piangere come viti tagliate, e allora sono tutti lì a carezzarci. Ad consolarvi. A consolarci. Il risultato che Il poi... risultato ci hanno ammesso immediatamente alla scuola della radio. Perché allora c'era una scuola C'era all'interno una della radio. scuola, questo negli anni 40. Sì. Ecco. E quindi siamo andati subito in questa E scuola. poi è arrivata siamo la stati- guerra però. Ed era durante la guerra. Sì. Poi hanno bombardato La sede, la sede RAI, EIAR, allora noi abbiamo continuato la Ci vostra hanno chiesto vita se normale. andavamo a Bologna o a Sì. Montecatini, dove era poi. Noi non siamo andate perché mio padre e mia madre non ci hanno lasciato andare. Beh, eravate troppo piccole Eravamo allora, troppo poi. piccole e poi niente, volevamo continuare gli studi. Finita la guerra, dopo varie vicissitudini che è inutile che racconti, avevamo bisogno di lavorare Sì. e non trovavamo niente perché tutto Allora era occupato. molto difficile riprendere la vita che doveva riprendere. Allora ci siamo ricordate di Prato. Sì. E siamo andate da Prato e gli abbiamo detto, raccontato
la vostra la vita. nostra storia. E lui ha capito immediatamente che noi avevamo bisogno di lavorare. Mi ricordo che portava sempre gli occhiali qui. Sì? Guardava da lì sopra perché era presbite probabilmente. Allora quando ci ha visto entrare, con questi occhiali qua, oh, se ne sì. Siete qui? Siete qui. Quindi è stato come ritrovarlo dopo tanti anni, tante storie che erano capitate, brutte, eccetera, ritrovarlo come allora. E siamo ritornati con lui, fatto subito, abbiamo messo su un repertorio di 5-6 canzoni, siamo entrati nella sua orchestrina, che aveva un'orchestrina fatta di orchestrali bravissimi della RAI, e abbiamo incominciato a cantare così. Oh, che meraviglia! Ma è una storia quasi da favola, è bellissima. La continuiamo un po' più avanti perché adesso vi voglio vedere quando ormai siete diventate famose, avete cominciato a cantare, c'è un pezzettino molto carino, una trasmissione che si chiamava 5 voci per l'orchestra Angelini. Quando voi ti ricordi, l'abbiamo già visto una volta, quando cantate come si chiama? I sogni sono così, i ricordi sono così. I ricordi sono così, che è molto bella. Il duo Fasano, i ricordi sono così, c'è anche la Tilla e Angelini. Grazie Di. Delfina. Per me i ricordi sono così, qualche lettera ed un fiore, una rosa che appassi. Amor che fu non torna più, i ricordi son così. Io son romantico, io son nostalgico, ripenso a ciò che ho vissuto e in quelle quelle immagini ritrovo ciò che ho nel cuore. I ricordi sono così, belle, i ricordi sono così. Sì, le voglio bene ancora, anche se non è più qui. Amore che fu non torna più, i ricordi son così. Io son romantico, io son nostalgico, ripenso a ciò che ho vissuto. Ritrovo quel che ho perduto, sì, le voglio bene ancora, anche se non è più qui. Amore che fu non torna più, i ricordi son così. Io son romantico, io son nostalgico, ripenso a ciò che ho vissuto e in quelle lettere, in quelle immagini ritrovo ciò che ho nel Bello, molto bello, i ricordi sono così, il duo Fasano. Maestro Righello, chissà quanti ne conosci? Hai visto l'orchestra Angelini? Chi c'era? Chi ti ricordi? Bergamasco il trombone basso, sì. E Ciccio la batteria e Casasco al contrabbasso, eccetera. E tutti questi, insomma, devo dire un bel gruppetto, Casasco al contrabbasso, sta raccontando, Ciccio alla batteria, si ricorda tu, insomma, sono come quando si vedono i vecchi compagni di scuola. Noi adesso però ci vediamo qualche secondo di pubblicità, poi siamo subito da voi. Qualche secondo di pubblicità.
C'è una foto là sopra il piano che io guardo col cuore in mano, la guardo da tanti tanti anni. è davvero uno splendore, Con occhioni davanti al cuore, che bella che era la mia mamma. Mamma, ma chissà quanti ti han sognato, è bravo lui che ti ha rubato, è bravo il mio papà. Mamma, ma chissà quanti ti han sognato, è bravo lui che ti ha rubato, è bravo il mio papà. Mamma, ma chissà quanti ti han pigliato, evviva lui che ti ha pigliato, evviva il mio papà. Buon pomeriggio, benvenuti alle 2.50 su Rai 1 e guardate che abbiamo qui Carlina Bracci, benvenute, il marito Peppe Menegazzi, eccolo qua, Delfino Fasano, Nilla Pizzi, Angela Melillo, Antonella Angiolillo, Justine, poi abbiamo Staccioli, o Staccioli, sì no, ma Staccioli, Andrea Zorzi, benvenuti, dopo vi spiegheremo hanno una cosa straordinaria, Gigi Vigliani, Edoardo Pecar, Valeriano Maspero, Alessandra, Fabrizio Voghera, Manuela Villa, Agnelli, poi Stefania Cento, Giovanna, quanti nomi, Nicolini e Tiziana Rivale. Allora, tutte le volte vi fate questo scherzo, vi mettete in troppo in fila, però abbiamo un altro amico che vi devo assolutamente far vedere, si chiama Brett, è rosso, ce lo porta adesso qui, Maria Piazza, chi è che viene? Allora, forza, arriva Brett, vieni a farti vedere, non applaudite tanto perché ha molta paura, sì Brett, ho capito, lo so, hai molta paura, dunque Brett ha paura. È molto agitato in questo momento perché non è mai stato in un coso, ma pensate poverino, il rumore che fa è solo perché vuole scappare, non vi preoccupate. Ma guardate la meraviglia che è. Non strozzarti, un secondo solo, ti prego. Allora, abbiamo bisogno di cercare casa per Brett, perché Brett è stato abbandonato, pensate, quest'estate, legato a un palo, giusto? E per 3 giorni nessuno ha fatto niente, non ha nemmeno chiamato la Leal né niente per salvarlo. Per cui, calmati adesso amore, non ti facciamo niente. Allora, speriamo, ecco, adesso si calma, però devo dire è un cane sanissimo, molto bello. L'unica difficoltà, non gli piacciono tanto i gatti. Ogni volta che vede gli occhietti in su dice bisognerebbe tenerlo perché vorrebbe andare a dirne 4, non si sa perché in effetti, però la realtà è ma va benissimo, oh meno male amore, coi bambini ed è di una bellezza, dovreste vederlo, di una morbidezza sto pelo incredibile. Avete qualche problema di depressione? Avete problemi di solitudine? Volete, ecco, questo qui è un cane magnifico da prendere, vi assicuro, ha bisogno soltanto di un po' d'amore. D'altro canto provate a stare voi legati a un palo, senza mangiare, senza bere per 3 giorni e non sareste così tranquilli da nessuna parte. Grazie, grazie mille. Allora, il numero della Leal è ancora in sovrimpressione. E mi raccomando, chi conosce i cani sa che in questo momento lui vede tutta questa gente, ha sentito gli applausi, quindi è spaventatissimo eccetera, ma quando lo vedete fuori dalla cosa è una delizia, proprio un giocherellone. Quindi se avete bisogno, mi raccomando questo, nel corso della puntata poi di tanto in tanto magari daremo notizie dei nostri amici pelosi scomparsi. E cominciamo con la nostra trasmissione. Abbiamo una posta elettronica, un'email, come si dice, per cui potete scriverci tutto quello che volete, tutto, non proprio tutto, cercate di essere carini. Allora, email alle 2 su Rai 1, @RaiIt, quello che vedete adesso. Poi abbiamo ovviamente la nostra pagina web dove noi vi chiediamo delle cose, ci rispondete in modo che vi veniamo proprio incontro. Si fa come si fa spesso, no? Vi chiediamo le cose che preferite, qual è il personaggio che vi piace di più, in modo da potervi in qualche modo accontentare. Domani abbiamo un altro personaggio insperato addirittura. Sapete che dovevamo portare qui
No, forse non lo sapete, ma insomma sembrava che dovesse arrivare Nicolas Cage, ma noi abbiamo sgamato che non era tanto Nicolas Cage. Allora il finto Nicolas Cage, che aveva fatto uno scherzo, mi ha chiamato stamattina e ha detto: complimenti, siete stati gli unici che hanno sgamato il gioco, complimenti, siamo bravini. Allora, devo dire grazie a lui, invece, che spero di avere qui perché lo voglio vedere adesso in trasmissione. E poi parliamo subito di Sanremo. Allora, cominciamo con il nostro festival. Sapete, Galoppata del festival, hanno della canzone che sta per arrivare, Tutte le mamme. Angiolillo, dove sei? Eccoti qua. No, aspetta, vieni qui un momento, perché adesso ti tocca un compito abbastanza difficilotto, cantare la canzone più brutta del festival. Così, quella che vinse nel 54 era stata definita così da tutti quelli che l'avevano ascoltata, i giornalisti, eccetera. Avevano detto: Tutte le mamme è la canzone brutta del festival. Aveva già un handicap in partenza, diciamolo pure. Perché? Perché dopo la canzone Mamma, che praticamente negli anni 40 aveva fatto uno sbrego, era difficile toccare l'argomento senza, insomma, scivolare magari da qualche parte. Poi il pubblico non ne vuole sapere, gli editori nemmeno. Quando gli autori, tra l'altro Falcocchio mi pare che fosse napoletano, era uno dei due autori, presero questa canzone, sai perché venne portata al festival e venne cantata e accettata da Latilla e Consolini? Perché Latilla aveva già 6 canzoni da cantare, ha detto: che mi importa, anche se questa va fuori a me non succede assolutamente niente. Consolini invece era il problema contrario, era arrivato all'ultimo momento, un po' in ritardo sul festival, aveva solo 2 canzoni, aveva bisogno almeno di 3 per poter far vedere che faceva qualcosa. L'ha presa e questa canzone arrivò e vinse. Nel 54, che fu un anno per noi clamoroso, ma ne parleremo subito dopo che tu l'hai cantata. Tutte le mamme, voi pronti a votare se la sentite e vi piace? Donne, 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 che l'amore trasformerà. Mamme, 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 questo è il dono che Dio vi fa, tra batuffoli e fasce, 1000 sogni nel cuore, per un bimbo che nasce, quante gioie e dolori. Del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, sono le bellezze di un bene profondo, atto di sogni, rinunce d'amore. È tanto bello quel volto di donna che veglia un bimbo e riposo non ha, sembra l'immagine di una Madonna, sembra l'immagine della bontà. E gli anni passano e i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non sfiorirà la loro beltà. Son tutte belle le mamme del mondo, grandi tesori di luce e bontà, che custodiscono un bene profondo, il più sincero dell'umanità. Mamme, 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 quante pene l'amor vi dà. Ieri, oggi, sempre, per voi mamme non c'è pietà. Ogni vostro bambino, quando un uomo sarà, verso il proprio destino, senza voi se ne andrà. Son tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, son le bellezze di un bene profondo, atto di sogni, rinunce ed amore. È tanto bello quel volto di donna che veglia un bimbo e riposo non ha, sembra l'immagine di una Madonna, sembra l'immagine della bontà. E gli anni passano e i bimbi crescono, le mamme imbiancano,
la loro beltà. Sono tutte belle le mamme del mondo, grandi tesori di luce e bontà, che custodiscono un bene profondo, il più sincero dell'umanità. Sono tutte belle le mamme del mondo, ma soprattutto è più bella sei tu che mi hai dato il tuo bene profondo e sei la mamma dei bimbi miei. Grazie. Antonella Angiolillo è bella, è molto bella. Poi toccante. Ma quasi sempre così, decidono poi- che non va E poi invece va benissimo. Complimenti Antonella Grazie. Angiolillo, Grazie, che maestro, riesce a fare, è riuscito a fare lo spirito, a creare lo spirito del coso. Volete vedere Consolini? Aveva questo spirito. Ci guardiamo un pezzo di Consolini di allora, ce l'abbiamo. Eccolo qua, Consolini, vai, grazie. Eccolo qua, avete visto? Aveva fatto il giro infilato, giusto? Ed ora andiamo, ecco, Carlina Fraccia e Beppe Menegatti. Allora, Carlina, benvenuto Beppe. Sì, sono d'accordissimo su questo applauso, molto contento. Hai qualche problema voi che no? No, Perché- mi ha molto commosso la canzone. Sì, perché tocca, in realtà, cioè ogni volta che ci dicono ah non dovreste, perché in realtà invece sono le canzoni che ci toccano più profondamente. Io ho perso la mamma un anno fa e... E proprio ti ha preso moltissimo questa cosa. Perché è una cosa che non... Ma sai una cosa? Io sono commosso da un altro punto di vista perché il 1954 è stato l'anno che io e Carla ci siamo conosciuti. Nel 54, ma che Sì. meraviglia, lo stesso anno. E io ricordo perfettamente perché questa canzone, pensa, forse non ci crederete, ma io l'ho ascoltata con Luchino Visconti perché Tu eri l'assistente di ero Luchino. l'assistente di Luchino e prima di arrivare alla Scala nel 54, nell'aprile del 54, e arrivai con Visconti alla Scala e conobbi Carla. Questa canzone l'ho ascoltata durante il Festival di Sanremo con Visconti. È stata un'emozione incredibile. Ma tu pensate le Ma che meraviglia! L'idea che sia capitata proprio oggi, per caso, è vero o no? A volte come ritornano le situazioni. E la tranvierina era già lì. La tranvierina era già lì. Perché la chiamavano così la Carla quando era arrivata... quanti anni ne avevi? 17, 16, 17 ne avrei avuti allora. sì, io sono entrata Eri piccola piccola proprio. piccola, sono entrata a 9 anni alla Scala. Ma ti rendi Ho fatto conto? poi i conti, insomma, troppi anni, bisogna ritornare. Senti Carla, ma e quando hai visto Beppe com'è stata la cosa? È stato a prima vista è stato Sì, era un bel ragazzo, un'attrazione. Ma è tuttora e poi un bell'uomo. intelligente, poi vivissimo, poi con Visconti parlottavano così. E io dicevo, ma che cosa si diranno? E alla fine con Lila De Nobili dovevano scegliere una ragazzina, insomma una prima ballerina per il Mario e il Mago, Sì. un balletto di Franco Mannino, e la coreografia era di Leonid Massin. E sicché sentivano, si erano raggruppati così, parlottavano, indicando me. Insomma, alla fine dicevano, ma perché non si può avere questa ragazzina? Avevo dei gambali rossi, no? Sì. Gli scaldamuscoli. Ma perché non si può avere questa ragazzina come ruolo? Io non ero prima ballerina e credo... Era nella scuola. Ero Nella scuola addirittura. Sì. 17 anni. Ti puoi immaginare, ma che meraviglia! E loro hanno già usato il dito e ti hanno poi scelto in effetti. sì, insomma, poi c'era la prima ballerina di ruolo, Sì. giustamente l'ha fatto Luciana Novaro, però poi ho potuto rifare una delle recite. Ma che bello questo! E tu, quando l'hai vista, anche per te è stato subito un'attrazione a prima vista? Sì, chiaramente. Io sono entrata a lavorare in quell'occasione con Visconti perché ero il più famoso ballettomane convinto di tutta Proprio
La passione. Sì, e Visconti aveva bisogno di un assistente che sapesse di balletto. Sì. Fu Franco Zeffirelli, altro grande ballettone. Tra l'altro lo salutiamo perché spero che venga nei prossimi giorni. Speriamo. Perché fai una grande trasmissione. Sì, sì, no, non per quella, quella è la trasmissione della Tosca che faremo di Anderman, Sì. però lui farà la Tosca, come tu sai, Sì, lo so. a Roma, Sì, si per deve il andare. centenario, il 14, Domani ci praticamente. hanno invitati. Sì. Quindi è una meraviglia, deve essere una cosa spettacolare. Infatti io invito tutti quelli che possono a seguire questo evento perché veramente 100 anni della Tosca è una cosa straordinaria. Sì. Cioè, è bello essere qui a viverli. Sai che Carla proprio quest'anno all'Opera di Vienna, un coreografo italiano molto importante a un grande gala ha fatto un pezzo su Tosca proprio indicando che era il centenario, che si chiamava Vissi d'arte, un pezzo molto bello di questa donna che arriva in mezzo ai suoi fantasmi. I suoi fantasmi sono Scarpia, logicamente, certo. Sono Cavaradossi. Questa donna che arriva, questa grande diva che arriva fra questi fantasmi, e un pezzo fatto pianisticamente straordinario. È stato un grande successo proprio all'Opera di Vienna. Sì. Che meraviglia. Sì. Devo dire, ragazzi, è emozionante vedere che si riesce a... combinazione. È vero, no? Sì. A fare questa cosa. E dicevi allora, scusa, per tornare, che Franco Zeffirelli quindi ha detto a Visconti, guarda che c'è questo ragazzo fiorentino che è un ballettomane convinto, e disse... Io ebbi una telefonata a Firenze, ero all'Accademia a Roma, quella domenica era a Firenze, mi dissero trovati alla libreria Cortina a Roma alle 11:30 lunedì, domani, vale a dire domani mattina, e io trovai un signore che era poi Luchino Visconti e mi disse vuoi venire a lavorare alla Scala con me? Io rimasi quasi tramortito. Lo ti credo. Sì, ero al primo posto dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, avevo il primo posto. Chiesi il permesso all'allora Silvio D'Amico, Orazio Costa, me lo negarono, io invece feci la mia valigia, seguì Visconti. E hai fatto bene perché hai trovato la tua felicità, eccola qua, ecco che cosa hai trovato. Perché voi siete una delle coppie più felicemente unite del mondo dello spettacolo, è questo che... A parte le liti, Vabbè, perché non ci dovrebbero essere liti? Non hai sposato uno specchio, diglielo, è vero o no? Cioè, su che cosa litigate? Questo è divertente come cosa. In genere su che cosa litigate? Su tutto. No, dai, perché ma ci sono i contrasti che partono da dove? Lei com'è? È tranquilla, remissiva o è invece testarda e vuole? Se Dio vuole, tranquillissima quando lavora perché è una persona concentrata in due grosse cose, l'affetto per suo figlio e il lavoro. Che poi non è mica un figliolino, perché mi pare che sia 1,90 m vostro figlio, no? Una roba di quelle... È un figlione. Che c'è sempre bisogno di allungare il letto. Ah sì, Quindi? Famiglia e lavoro lei è? Sì, tranquillissima quando... Ma allora dov'è tranquillissima quando lavora. Quando non lavora può diventare la moglie più puntigliosa, più severa, più proprio la moglie che vorresti avere ma non vorresti avere nello stesso tempo. È bello però, comunque un complimento anche questo, devo dire. Carla, invece tu di lui dove ti impunti? Puntigliosa, e perché quando poi si sta in casa, vivendo sempre fuori in casa, giro per il mondo, in giro per certo. il mondo, arrivi a casa e magari fai l'osservazione che la cosa nell'angolo oppure l'oggetto, sono queste cose. Ma perché non lo metti lì il portacenere, quelle cose lì? Sì, cose proprio... E allora di lì arriva... No, sì, appunto, già comincia a dire, insomma, la vogliamo finire. Ma comunque lui è polemico. Di natura? Però è un po' toscano, no? polemico. C'ha questa vivacità toscana. Però che ho conservato. È un uomo importante, un uomo così, Beh, di grande generosità e soprattutto ha dedicato molto e dedica molto il suo tempo così allo studio, al lavoro, quello che può essere la ricerca, la danza, il teatro in generale, è sempre su questi libri alla ricerca, e questo è molto bello perché anche la danza ha bisogno proprio
di un'indicazione, di un'attenzione. Ah sì, E certo, di un cast preciso. I ruoli devono essere scelti con intelligenza e indicati poi e portati con un giusto criterio. E trovo che aggiunga alla danza, capisci? Perché la danza non è soltanto un fatto tecnico di esecuzione. La tecnica è molto importante perché la base, Sì. lo studio, è quello che lo studio, ritorno a dire, c'è tutti i giorni, la sbarra, gli allenamenti, l'esercizio, eccetera, eccetera. Il professore che vi aiuta, vi insegna così. E poi però ci vogliono altre cose, proprio il volo di quello che può essere il linguaggio nostro. La fantasia, la creatività, esatto. E un tipo di indicazione, delle idee, e l'indicazione anche su un personaggio che può essere piccolo ma dove tu puoi costruire e continuare il lavoro su un'indicazione. Lui è stato molto importante per te sotto questo profilo, vero? Perché hai avuto uno scambio, hai avuto sempre qualcuno con cui discutere delle tue cose, Beh, forse. sì, certo. Che ti capiva? Certo, più certo. che, Beh, giusto? mi ha aiutato molto perché poi nel repertorio ho aggiunto sempre delle cose di testi nuovi. E allora questo mi trovo che, a parte che ritorni al repertorio arricchita, e questo ormai è repertorio, per me in un certo senso è chiuso. Lo conosci molto, cioè voglio dire, però in un certo senso è chiuso, non so, La Bella Addormentata, Il Lago dei Cigni, Aurora. Ora ho comunque però avuto la preparazione, tutto il background di preparazioni di testi, di personaggi che può affrontare dopo il repertorio. Posso affrontare dopo appunto il repertorio. A me sembravi l'ideale, so che è una domanda delicata, ti avverto subito, però mi sembravi l'ideale per essere il direttore del corpo di ballo della Scala. Beh, non possiamo fare No, polemica. però no, esprimo un'opinione personale, non è che dica una cosa... non sono venuto qui per fare... No, ma infatti te la faccio a tradimento la domanda, ti ho avvertito che era una cosa di questo genere. Ecco, però io credo che siamo in molti, perché è stata inondata di lettere, questo lo so per certo, voglio dire come tipo di cosa. Ecco, ti ha ferito questa cosa profondamente o no? Beh, non si può essere indifferenti a una cosa così, Sì. anche perché è un discorso, è una cosa che mi è stata una proposta che è stata fatta lasciando naturalmente la possibilità di continuare la mia professione. Non c'erano dubbi, perché quando una proposta viene fatta in questo modo uno dice sì, no, vediamo, invece proprio è stata fatta apertamente, lei può continuare la sua professione. Poi a un certo punto, non so perché, dopo mesi ha detto no, veramente dovrebbe interrompere la sua attività per fare la direttrice. Allora, lì ci sono i punti interrogativi, perché questo era già successo 5 anni fa, prima che venisse Elisabetta Terabus, con la quale io ho una grande stima, così. E mi era stata offerta la stessa proposta, però appunto lasciando la danza. E io dissi, beh, forse non è il caso, ne riparleremo. Per cui a questo punto non può essere, deve essere una scelta mia. Certo, certamente giusto. non una cosa di imposizione. Insomma, mi dispiace per il corpo di ballo, perché naturalmente avrei voluto fare, e avevamo fatto, un programma triennale bellissimo, ti dico interessantissimo, dove la compagnia avrebbe fatto, sarebbe arrivato... queste cose che sarai la sicurezza. Sarebbe stato veramente un bel colpo, perché la danza va aiutata, e va aiutata... Sono d'accordo. Con un tipo di veramente generosità, e questo io l'avrei avuto. Non avrei fatto certamente, pur continuando a ballare, un discorso egoistico di fare una programmazione su di me, così sarebbe stato sciocco, banale, poi non sono io, ecco, appunto. E per cui ci sono stati dei disguidi, delle cose dette, non dette, fatte. Allora, forse bisognerà chiarirlo, e un giorno si chiarirà questa cosa. E questo già è molto importante, quello che hai detto oggi, però. Perché, capito, il lavoro era veramente per aiutare una compagnia, per aiutare la danza e trovare gli spazi, perché questo è importante. La Scala deve avere lo spazio per
il corpo di ballo, il balletto, che è la tradizione e bisogna mantenerla e bisogna difendere. Per cui se deve essere solo un teatro lirico e una compagnia itinerante, ecco, questo può essere un mio dubbio, che lo spazio allora dovrebbe essere lasciato per la lirica. Ecco, a me sembra ingiusto questo, perché come in tutto il mondo, in tutte le compagnie, dall'opera a tutte le compagnie del mondo, hanno una stagione importante, con coreografi importanti, come d'altra parte io avevo già messo su carta con i grandi coreografi, che ora devo dire, scusi, mi sono sbagliata. Dio, è tragica. Pardon, Senti, se ne però, parlerà. Tu hai preso il riconoscimento di benemerito della cultura, giusto? L'hai avuto, Sì, per cui mi è stato Carla annunciato. ce l'hai, è stato a marzo lo prendi, no? Sì, Quindi siamo molto contenti e orgogliosi lo stesso. Questo va alla danza. E posso dirti una cosa, vai avanti così perché sei la paladina che ci vuole. Grazie. Grazie Carla, grazie Dolce di quello che ci vuole. Sono molto contento che tu abbia detto tutte queste cose. Adesso ti dedico una canzone. C'è una canzone che si chiama Lasciami cantare una canzone. Credo che abbiamo addirittura una fotografia, eccolo qua, Achille Togliani con Catina Ranieri, guardatela insieme. Lui cantava Lasciami cantare una canzone, che quando venne portata, per la verità, era voglio scrivere una canzone per te. E l'editore, quando sentì questa cosa, disse all'autore, che era un ragazzo giovane, disse guarda, non puoi farlo perché il protagonista è il cantante, non può essere il coso, per cui deve essere lui che dice voglio cantare, lasciami cantare una canzone, deve essere lui che canta, non devono essere gli altri, il che vuol dire che l'epoca dei cantautori era ancora molto ma molto lontana. Risultato che però la canzone ha avuto un successo strepitoso. L'ascoltiamo adesso da Valeriano Mastro. Votate se vi piace. Domani partirai, quanta tristezza, forse la voce mia più non udrai. Amor, spensieratezza, tutto è svanito ormai, ma del tuo primo amore mai più ti scorderai. Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu, perché forse domani, amore, ti vedrò mai più. Lasciami quest'ultima illusione, perché non vivo più. Lo sai che questo cuore, il cuore, me l'hai stregato tu. Che vale adesso piangere, asciuga le tue lacrime, non piangere più. Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu, perché forse domani, amore, non ti vedrò mai più. Bei tempi di baldoria, di giovinezza, quando sognavi accanto a te la gloria. Addio dolci illusioni, ansie d'amori e inganni. Oggi diamo l'addio
ai nostri bei 20 anni. Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu, perché forse domani, amore, non ti vedrò mai più. Lasciami quest'ultima illusione, perché non vivo più. Lo sai che questo cuore, il cuore, me l'hai stregato tu. Piangere, che serve adesso piangere? Asciugare le tue lacrime, non piangere più. Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu, perché forse domani, amore, non ti vedrò mai più. Valeriano Maspero, complimenti, Grazie. molto bravo. Grazie all'orchestra. Maestro Righello, grazie Grazie. orchestra. Diego Basso col quartetto, grazie. E gli altri grandi occhioni che di tanto in tanto sbattono. Allora, Che bei ricordi, caro papi, che belle emozioni. sono bellissimi, anche perché erano belli già allora, perché devi pensare che nel 53 queste cose, queste canzoni che noi sentivamo, arrivavano veramente come una ventata d'aria fresca. Il 53 era stato un anno curiosissimo per noi, perché c'era un po', eravamo ancora in bilico, sai, la guerra non era così lontana, ma noi eravamo in bilico tra il cercare di una nostalgia praticamente, che poteva essere un pochino imperiale, un po' romana se vuoi eccetera, e invece l'andare assolutamente avanti e vedere entrare nei venti d'Europa, che De Gasperi, peraltro bisogna riconoscerglielo, aveva spalancato le porte per questo ingresso in Europa, solo che noi eravamo ancora, era troppo presto, non lo capivamo ancora a sufficienza, eravamo ancora molto lontani dallo spirito europeo. Oggi, che siamo a oggi, pensate, ancora facciamo fatica a entrare dentro con la mentalità, pensate allora cosa doveva essere, ci interessava di più di quell'anno lo scandalo Montesi. Lo scandalo Montesi quell'anno ci rivelò dei gran pettegoloni, diciamocelo, perché era bellissimo. Noi apriamo il giornale al mattino per dire, oddio, cosa avrà detto? Anche Alida Valli qui dentro, ma come, cosa ha scritto? E poi, e Piccioni cosa farà? E il Cigno Nero? Noi abbiamo passato, ti dico, veramente dei mesi su questa tragedia di questa povera ragazza per vedere che cosa nascondesse in realtà l'Italia. Eravamo avvinti all'idea, pensa, i ricconi come si spassano la vita e tutte le cose che fanno, dei gran pettegoloni, dimentichiamocelo. Adesso eccolo qua, il mago Peccar. Grazie. Allora, come stai? Anche io oggi... Hai visto che bella presentazione ti ha fatto il papi? Ha detto, abbiamo un grande pettegolone, Mago Peccar. Vabbè, guarda. Non è vero, Peccar è Io uno che voglio non parla mai. No, anche oggi voglio... Peccar, Sì. ti hanno disteso male, il fondotinta, sei tutto macchiato, il collo è rimasto bianco. Ma non c'ha è vero. fondotinta. Ma c'ho, ma non è che ce l'ho, ma figurati, ma dai. No, io invece oggi vorrei anch'io parlare di una cosa molto importante. Il gioco che faccio oggi... Smettila. Il gioco che faccio oggi non si è mai visto in televisione. Ah no? No, mai nessuno l'ha portato. Allora, perché vediamo. è un gioco abbastanza complesso, non solo, però c'è una storia. Sì. Si tratta di un gioco che fu creato da forse la più grande dinastia di maghi che sia esistita, Sì. che erano i Bamberg olandesi, pensa, 6 generazioni di maghi, quindi Sì. tantissimi. Tra l'altro il capostipite Eliezer Bamberg, finito di fare il prestigiatore, si mise a costruire degli attrezzi, fra cui questo attrezzo che si chiama Okito Box. Okito non era Box. altro che l'anagramma di Tokyo. Sì. Ma una cosa più importante, suo figlio divenne famosissimo col nome di Fu Manchu, Sì. dal quale Max Roder trattò la famosa serie televisiva degli anni 30 di Fu Manchu, che vennero poi fatti anche già, Fu Manchu, è vero, Fu famosi Manchu. fumetti, eccetera, quindi anche prestigiatori qualcosa lasciavano. Oggi Sì. voglio far vedere questo gioco, vorrei qui con me Angela Melillo. Okito Box. E
cercare di farvi vedere che cosa... Cos'è la Okito Box? Un po' di musica, grazie Righello. Non è altro che una scatola fatta a misura di monete. In questo caso ho usato dollari canadesi ed è a misura di dollari canadesi. Un dollaro canadese. 2 Okito Box. No, 2 dollari canadesi, 3 dollari canadesi, 4 dollari. Ora, ovviamente, questo gioco consiste in questo. Mettendo lì la scatoletta, bisogna andare veloci dalla scatoletta e tirar fuori una moneta senza farsi vedere. E quindi bellissimo! 3 monete così. Di nuovo, una moneta, 2 monete. Così faccio sentire anche a Paolo che ci sono le monete. Moneta, Okito Box, moneta. Ma non è possibile, erano 2. Un'altra, ecco qua. 2 monete, allora, 2 monete, una e una 2. Di nuovo si sente la moneta, 1, 2 monete, movimenti molto lenti. 2 monete, Okito Box. 1, 2, 3. Ma non è possibile, l'ultima moneta. Moneta dentro, si chiude in questo modo, mi giro, appoggio la moneta, la Okito Box qua sotto, Non si chiama scatoletta. Okito Box presa. Ma non è possibile, Ed è passata vuota, anche questa. ma tutte e 4. Ma il mistero più grande della Okito Box per noi prestigiatori fu questo. Una volta mise dentro tutte e 4 le monete, le chiuse bene dentro all'interno, girò la mano in questo modo, mise sopra e fece vedere che le monete c'erano. E solo allora, facendo così, Okito Box, tutte le monete passavano. Bella, ma che bello Questo è il mistero della Okito magnifico. Box. Complimenti, Ciao, magnifico. Grazie a voi. Beh, questo Ciao è a il tutti, ciao, grazie, ciao. Grazie. Quella è... L'ultimo mi è piaciuto molto, che spariscono di colpo, non ho visto niente. Va bene, adesso andiamo a prendere un'altra canzone. Carlino, una canzone Campanaro, l'hai mai cantata tu in compagnia? Campanaro della Val Padana. San Martino. Per chi quella è San Martino, perché sono le campane. Perché pensa che in effetti Bixio, quando andò insieme a Concina a fare questa canzone, pensava veramente al suono delle campane. Diceva, il suono delle campane in fondo dice a molta gente ancora, a secondo di come suonano, di come le metti, danno dei grandi messaggi e quindi arrivano dentro assolutamente. E per quell'anno decisero di fare una canzone che si chiamava Campanaro, che aveva ancora, qui lo scoprirete, quando sentirete nell'entrare nella canzone praticamente che c'è ancora un filo del ricordo della guerra. In qualche modo questa guerra, che era passata ormai da 8 anni, c'era rimasta dentro e quindi si ripeteva, esatto. Adesso ci sentiamo Nilla Pizzi, eccola qua, pronto, che canterai insieme al quartetto di Diego Basso la canzone Campanaro, eccola qua. Campanaro della Val Padana, per chi suoni la campana. Tu che inviti i valligiani al vespro e alla preghiera mattutina. Oggi suoni, ma nel cielo implora la tua voce arcana. Benedici la mia Nina, che si sposa e se ne va lontana. Suona lieto il campanil del Redentore. Din don dan. Sei felice pur ti piange il cuore. Campanaro del Gran San Bernardo, per chi suoni la campana. Nella notte di bufera un'ombra in mezzo al turbine cammina. L'emigrante che spatriò sognando una
tranquillo e la salvezza umana. Din don dan, suona lieto il campanil del Redentore. Din don dan, tornerà dove ha lasciato il cuore. Campanaro delle 7 croci, per chi suoni la campana, tra i ghiacciai dell'Adamello avvolti in una bianca mantellina. Hai veduto riapparir gli eroi di un'epopea lontana, hanno il volto ancor fanciullo e il cappello con la penna nera. Din don dan, la montagna, il loro letto, il loro altare. Din don dan, suona piano che li puoi svegliare. Campanaro delle penne nere, non si possono scordare. Din don Grazie, la regina Nilla Pizzi, grazie Questa mille, grazie è Maestro Rivello, grazie orchestra, Questa Diego è una Basse. canzone molto importante. È una canzone che tocca 3 temi Sì, della sì. nostra terra, Vita, della nostra proprio. patria. Il matrimonio, l'emigrazione e la morte di questi alpini che facevano parte di questa grande guerra. Io mi sono sempre commossa a questa canzone, sai perché? Perché quando io la cantai a Sanremo, io questo lo dico sempre, ma lo ripeto, mi scrissero tantissime lettere le mamme che avevano perduto i loro figli. E la domenica mi scrissero in queste lettere che andando al cimitero a trovare i loro figli sentivano la mia voce fra i cipressi. Che bello, Bello. bellissimo, Bello. grazie. Nilla Pizzi, molto brava. Tra l'altro, questa canzone Campanaro aveva avuto in realtà un'ispirazione, c'era un'ispirazione ed era stata la famosa Le 3 campane che praticamente Edith Piaf aveva lanciato assolutamente. Allora Edith Piaf stava con un ragazzo che era coi Compagnons de la Chanson, era un gruppo vocale come Diego Basso ha creato il suo Stella Alpina, eccetera, per cui era un gruppo vocale, ripeto, così. E Edith Piaf, che era un personaggio straordinario, mai dimenticato peraltro, passionale, ce la guardiamo come era Edith Piaf, secondo me è il caso, ci guardiamo un ritrattino di Edith Piaf, vai pure, grazie mille. Credo che nessuna storia d'amore sia mai stata più grande come quella che c'è stata tra la Francia e questo personaggino, guardate, Edith Piaf piccolina, contrariamente a quello che vi raccontano che ha cantato per le strade, questa era sua mamma, Lynn Marsat, che era una cantante, e questo era suo padre, Gassion, che era un trapezzista praticamente, questo era il suo mestiere. Quando arrivò la guerra, praticamente, i due si separarono e Edith Piaf trovò per fortuna un'amica con cui girava per le strade. Cominciò a cantare, certo, anche chiedendo col piattino quello che poteva raccattare come soldini, però lavorava anche in piccoli locali. Non è vero che fosse, diciamo, una vita così come poi ce l'hanno resa molto melodrammatica alcuni racconti. Fu l'ABC, quello che vedete, che la lanciò, e Cocteau, che abbiamo appena visto, l'ha presa addirittura per Il bello indifferente, la fece recitare, e la Piaf piano piano cominciò a formare questo suo straordinario personaggio. La sua vita divenne tragica soltanto quando aveva quasi 20 anni, perché praticamente, questo è Yves Montand, uno dei grandi amori che lei ebbe e che scoprì, perché
veramente aveva avuto qualche problema sul marciapiede, venne comunque tirata fuori di lì, cominciò e sentite che canzoni cantava. Dovete sapere che questa bellissima canzone venne dedicata praticamente a Yves Montand, che abbiamo appena visto, perché lei se n'era innamorata pazzamente e aveva scritto, questa è Marlène Dietrich, sua grande amica, e aveva scritto le parole della Vie en Rose sopra un foglietto in un tavolino di un bar, e l'amica che stava con lei le aveva detto: ma perché scrivi le choses en rose, le cose in rosa, metti la Vie en Rose che è più bello, suona molto meglio, e così lei corresse il testo da le cose in rosa a la vita in rosa, e l'ha cantata poi anche in inglese. Un altro grande amore fu Marcel Cerdan, che era un grande pugile, e naturalmente fu una passione straripante per tutte e due, in un momento in cui per tutte e due si aprivano le porte dell'America, perché lei era andata a cantare in America, ha fatto delle grandi tournée americane. La stessa cosa aveva fatto Cerdan, che andava a combattere, però purtroppo morì, e lei gli dedicò questa canzone. Infatti era proprio dedicata a Marcel Cerdan. Quando lo perse scrisse quella meravigliosa Inno all'amore, però ebbe tanti amori, bisogna dire che è una donna estremamente passionale, ma in qualche modo si riscattava, perché ogni volta ricominciava da capo e ricominciava ad amare perdutamente. Anche Milord venne dedicata a un altro grande amore della sua vita, fino a che incontrò, pensate, un parrucchiere greco che si chiamava Teo Sarapò, e con Teo Sarapò cominciò a rinascere, anche se era ormai malata. Eccolo qua Teo Sarapò. Droga e alcol avevano minato la sua vita, il fegato non funzionava più, eppure quest'uomo che tutta la Francia accusò di avere sposato poi Edith Piaf semplicemente per sfruttare la sua popolarità e i suoi soldi, non sapeva che la amò fino all'ultimo e lavorò dopo la sua morte per anni per pagare i debiti di Edith Piaf e restò sempre fedele alla sua memoria. Fu un ragazzo che la mente la amò moltissimo. Edith Piaf riposa a Parigi al Père Lachaise insieme ai grandi di Francia, indimenticabile Edith Piaf. Adesso è bello rivedere questi personaggi, questa cosa, queste passioni incredibili, no? È vero o no? Quando tu te la rivedi lì e pensi che questa, le più belle canzoni che noi abbiamo cantato, nascevano dal suo cuore, perché erano i suoi amori che metteva sulla carta, era quello che in quel momento provava, è incredibile. Chissà quante volte avrete ascoltato la Vie en Rose e non avete pensato che Yves Montand era il protagonista della Vie en Rose, o che pure, è vero o no? Abbiamo questo tipo, o Inno all'amore, Marcel Cerdan, è difficile ricordarselo. Grandi testi, proprio lei era straordinaria. Questo, come lo chiamavano, di Montparnasse, la Monde Montparnasse, giusto? Va bene, adesso arriviamo a un'altra canzone che nessuno voleva al Festival di Sanremo, Acqua e Amare. Acqua e Amare è un'altra canzone, sapete perché? Perché era una canzone difficilissima, ci voleva una vocalità incredibile per poterla cantare. Dove sei Tiziana Rivale? Vieni un po' qui, perché... E allora... Carlo Alberto Rossi, che salutiamo peraltro, perché Carlo Alberto verrà qui poi uno dei prossimi giorni, aveva scritto questa canzone dicendo: va bene, vediamo cosa succede. Carla Boni ci credeva molto, poi non vinse, però insomma ci puntava molto e in effetti aveva ragione, perché poi fu quella che durò più delle altre. Ancora oggi, se ascoltate Acquamare, dite: ma dove la vai a pescare la voce per cantare così? Tiziana Rivale. Anima e
come fece un dì l'amore mio. Le arriva baci e poi le dai l'addio. Acqua di mare a tutti i naviganti, vai dimora. Tu sola puoi donarlo io, so che il tuo braccio mi può sanare. Acqua di mare, acqua di mare, acqua e mare più dolci d'un bacio Tiziana Rivale, Acqua e Amare. No, insomma, da dove la prendi tu quella voce? Bisognerebbe cercare di capire. cercheremo. Va bene, eccola qua. Qualche secondo di pubblicità e siamo subito da voi. Qualche secondo soltanto. Bentornati, rieccoci qui. E ora vado a sedermi qui subito in mezzo a Giulia e Andrea Zorzi. Giulia Staccioli, di cui abbiamo parlato di Cataclò. Sì, la faccio da seduto questa cosa. Non ho capito perché mi guardate così. La faccio da seduto. Ecco, non lo volevo dire e sono obbligato a dirlo. Adesso vabbè, alzati e capite perché mi sono voluto sedere. Ecco perché. Ecco, la nuda verità. Sembra un nano cippone così. Sediti Andrea, se no è una cosa. Quanto sei alto? 2 metri e... non lo sa nessuno, è una specie di da 2,4 a 2,8, lì in mezzo va tutto bene, ma non... sì, soffro ancora del complesso dell'altezza da piccolo, quindi non lo dico a nessuno. È una cosa meravigliosa. Dovete sapere che lui è vero o no Giulia, è comunque stato una colonna portante veramente la nazionale azzurra italiana di pallavolo, proprio la colonna, quella in poco... Senza di lui, è Velasco, no? Come dire... Erano anni che l'Italia non vinceva, finalmente l'Italia è riuscita a tornare a vincere. Tu hai fatto 2 campionati mondiali. Sì, 2 volte campioni del mondo, abbiamo perso 2 Olimpiadi perché eravamo convinti di vincere, invece non siamo riusciti, 3 volte europei e poi dopo... E poi Atlanta ti sei piazzato così, era secondo? Sì, mica butta via. Ecco qua, la mogliettina non è che stia molto indietro, anche lei, no? Tu cosa hai fatto praticamente? Quanti campionati italiani di ginnastica? Ne ho fatti tanti, di ginnastica ritmica. Sì, ritmica, quanti ne hai vinti? 3 ne hai vinti? Ne ho vinti 3 e tanti titoli. Poi 12 di specializzazione, sì. Poi te ne sei fatta 4... 4 mondiali, 4 europei, mondiali, 4 2 olimpiadi. Nulla, praticamente una famigliola tranquilla, come vedete. Che... E ci siamo conosciuti a Seul, alle Olimpiadi. A Seul vi siete conosciuti? Galeotta fu l'Olimpiade. Com'è stato l'incontro? Com'è avvenuto? Uno scontro, sì, insomma poi vabbè lì nel gruppo della nazionale, bene o male, ci si conosce. Praticamente ti hanno detto tu abiti là al 16° piano, hai visto la sua faccia, era lui che era vicino a te. Probabilmente è andata così. È stata così, vi siete guardati. E senti, vi siete piaciuti subito anche voi? No. Cioè? Racconta è stata dura, è stata un paio d'anni di quelli, forse per quello che adesso andiamo d'accordo. Abbiamo litigato tutto all'inizio, poi dopo le cose sono ripianate, adesso le cose vanno piuttosto bene. Adesso avete anche un bambino piccolo, Numa, quando è nato? È nato a febbraio dell'anno scorso, 11 mesi. Quindi pensate... Piccino, Dio, è grandino. Visto il come papà misura. forse è già... Sì. Senti, e poi avete avuto questa idea meravigliosa. Qui a Milano, all'Off Limits, hanno portato uno spettacolo bellissimo, si chiama Cataclò, che significa in greco, diciamolo subito. Cataclò significa ballo piegandomi e contorcendomi, esatto. Proprio perché è un po' difficile identificare il tipo di danza, se vogliamo considerare la danza, che noi facciamo. Quindi è un gioco sul movimento, per cui insomma piegarsi e contorcersi un po' rende l'idea di quello che facciamo. Cataclopolis avete chiamato? Cataclopolis è il titolo dello spettacolo perché parla della città dei Cataclò. Esatto, e quindi praticamente hanno fatto questo spettacolo straordinario dove in fondo, spiegalo un po' perché, hai voluto far vedere le difficoltà che ci sono in ognuno di noi, no, per potersi adattare ai ritmi della città, ai problemi della città, in maniera ironica però, sì, giusto? Sì, è uno sguardo verso una città un po' ideale, dove ci sono chiaramente anche gli aspetti un po' stressanti che vengono guardati con occhi divertiti, insomma, cercando di sdrammatizzare, e quindi noi giocando con i nostri corpi, anche con gli oggetti che si possono trovare in città, creiamo dei momenti
spettacolari. Fino a quando è stata l'Off Limits? Al 16 di gennaio? Fino al 16 di gennaio, sì, al No Limits Hall. Ah, No di Limits, Milano. scusa, Off Limits, invece No Limits. Io lo confondo perché è difficile ricordare No Limits, è più facile. Anche perché è una struttura nuova. Nuova, è molto bella, sì, è Porta Garibaldi a Milano, quindi andate a vedere perché sono veramente, ve l'assicuro, straordinari se ci siete. Tu tra l'altro hai lavorato con Pendleton, giusto? Non stavi con i Io ho Momix? lavorato per 3 anni con i Momix, è da lì che è nata l'idea di usare dei ginnasti, perché la compagnia è tutta composta da ex ginnasti olimpionici, ci sono ginnasti che hanno fatto anche 3 Olimpiadi nel gruppo, e quindi lavorare su questi corpi veramente straordinari per così portare uno spettacolo su di un palcoscenico e non all'interno di una competizione o di un palazzetto sportivo. Allora adesso la compagnia dalla tranquillità della quiete, che sarebbero loro due, vi faranno vedere il loro spettacolo Cataclon, pezzettino, ce lo guardiamo subito. Eccoli qua che arrivano. Bravissimi, venite, i Cataclon, che sono qui al No Limits di Milano e quindi si staranno fino al 16 di gennaio. Se volete vedere lo spettacolo completo ci sono loro. Grazie Giulia, grazie Andrea, veramente complimenti, prego. uno spettacolo eccezionale. Prego, Vai no, via, che ti fai via subito, che se no stiamo andando al cippone. Complimenti ancora, grazie. Veramente bravi. Allora, adesso ultima canzone del Festival di Sanremo dal 54, quella che vinse, poi potete votare, dalle 4 in avanti potete votare, mi raccomando il numero 0369 8035. Vi dico soltanto una cosa, questo che si chiama La canzone da 2 soldi, e la canteranno Stefania Cento, Giovanna e Manuela Villa, tutte insieme col quartetto di Diego Basso. La canzone da 2 soldi, se voi sostituite la parola cantante invece di canzone, avrete anche in questo caso la cantante a cui è stata ispirata, Edith Piaf, canzone da 2 soldi. Ecco qua. Nelle vecchie strade del quartiere più affollato, verso mezzogiorno oppure al tramontare, una fisarmonica e un violino un po' stonato capita assai spesso da ascoltare. Accompagnano un cantante ormai sfiatato che per poco niente canta una canzone. è una semplice canzone da 2 soldi che si canta per le strade dei sobborghi e risveglia in fondo all'animo i ricordi di una legge spensierata gioventù. È una semplice canzone per il cuore, poche note con le solite parole, ma c'è sempre chi le ascolta e si commuove, ripensando al tempo che non torna più. Si vede piano piano qualche finestra da lontano, c'è chi s'affaccia ad ascoltare e sospirare. È una semplice canzone da 2 soldi che si canta per le strade dei sobborghi, per chi spera, per chi ama, per chi sogna nell'eterna dolce storia dell'amore. È una semplice canzone per il cuore, poche note con le solite parole, ma c'è sempre chi le ascolta e si commuove, ripensando al tempo che non torna più. Se il suono punto l'indomani le grandi orchestre suoneranno, vestito di modernità,
Flavia Cento, Giovanna Manuela Villa, Canzone da 2 soldi. Grazie all'orchestra, grazie al maestro Righello e al quartetto di Diego Basso. Allora potete cominciare a votare mentre arriva Gigi Ramazzotti Vigliani. Eccola. Ancora? Ma che è del Sanremo del 54? Ancora? C'è ancora? È notte alta e sono sveglio e mi rivesto e mi spoglio. Mi fa smaniare questa voglia e prima o poi farò uno sbaglio di fare il pazzo e venire sotto casa, tirare i sassi alla finestra di Marzullo, prendere a calci la tua porta chiusa. Perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te e non me ne frega niente senza te, anche se incontrassi un angelo direi non mi fai volare in alto quanto volevi. Grazie. Bravissimo Gigi Vigliani. Ci vediamo domani. Complimenti, Ciao. complimenti, bravissimo. Davvero eccezionale. Bene. Allora, adesso ci guardiamo. State per votare, vi ripeto, il numero per poter votare è 0369 80 35. Votiamo le canzoni dei Festival di Sanremo del 53 e del 54. Guardiamo però l'elenco del 54 che non l'abbiamo ancora visto. C'erano Angeli senza cielo, Arriva il direttore, Aveva un bavero, Berta filava, Canzone da 2 soldi. Andiamo avanti ancora. Canzoni alla sbarra, Cirilino C, Con te, Donnina sola e La barca tornò sola. Grande successo anche questo. Lo sentiremo domani comunque. Gioia di vivere, Mogliettina, Non è mai troppo tardi, Notturno per chi non ha nessuno, Piripicchio e Piripicchia, il Duo Fasano erano. Vai avanti, Rose, Sotto l'ombrello, ancora il Duo Fasano, Tutte le mamme, Un diario, Una bambina sei tu. Quindi ce n'erano qui di canzoni. Questo era l'elenco delle canzoni. Vi ripeto, potete votare dalle 4 alle 6 di oggi, potete rivotare domani. Domani faremo ancora un piccolo serpentone di tutte le canzoni sempre del Festival 54 che non facciamo tempo a fare questa sera perché ovviamente in questo momento Tiziana Rivale deve cantare la sigla. Mi tocca. Ti amo così tanto da impazzire, ma non voglio più averti così. Se potessi abbracciarti e sparire, credo che saprei dire di sì. Perché per quanto sia di questa vita mia, per quanto conti ripetutamente, versare tanto miele nei tuoi fianchi, nei tuoi pensieri, so benissimo che vai da lei, questo è dentro gli occhi tuoi, di dirò come vuoi, in silenzio.
oggi, grazie a Carlina Fracci di essere venuta, a Beppe Menegatti, a Delfino Fasano, insomma a tutti. Domani riprendiamo, potete votare per il festival, ci vediamo comunque domani alle 2 su Rai 1. Ciao a tutti.